Parliamo dei centri d'accoglienza ad Agrigento, vanno sempre proliferando e la gente ha paura. E negli ultimi mesi diciamo che con un'ordinanza del sindaco l'apertura dei nuovi centri d'accoglienza è stata dislocata al villaggio Mosè. Negli ultimi mesi ne sono sorti tanti, così come sono sorti una serie di episodi censurabili. Questa situazione ha fatto sì che la prima commissione di cui è presidente il consigliere Borsellino, il consigliere Picone, Teresa Nobile, la Carlisi e Angela Galvano hanno presentato una mozione per dire stop ai centri di accoglienza al villaggio Mosè e una dislocazione di questi centri. Ma noi del gruppo Uniti per la Città abbiamo condiviso questa mozione e l'abbiamo condivisa anche alla luce del fatto che una serie di cittadini residenti si stanno mobilitando per raccogliere una serie di firme e allegarle a questa mozione che sarà discussa in Consiglio Comunale. Mi consenta, colgo anche l'occasione di ringraziare a nome degli agrigentini il servizio messo in campo dallo Stato, quindi dalla Prefettura e dalla Questura di Agrigento con il servizio Falchi. Questa è una risposta puntuale e precisa perché oggi più che mai gli italiani e gli agrigentini hanno fame e sete di sicurezza. Nel cercare di decongestionare le presenze dei centri di accoglienza nel centro storico li ha dislocati al villaggio Mosè. Tutto questo aveva un senso fino a quando il numero non diventava eccessivo. Adesso noi assistiamo quasi a una rivolta dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani presenti. Noi ci auguriamo che il sindaco abbia contezza, scenda al villaggio Mosè e veda quale reale situazione si sta venendo a creare in quel territorio.